Dai battibecchi all'interno del Movimento 5 Stelle alla probabile implosione di Forza Italia, alla federazione tra la stessa Forza Italia e Lega, alla solitudine ma all'ascesa anche di Fratelli d'Italia, insomma c'è molto da parlare di politica. Per capire le grandi manovre abbiamo insieme a noi Ferruccio Saro, che è stato ex parlamentare, quindi ha una certa conoscenza della questione. Questa puntata di Screenshot, se non l'avete capito, parleremo di politica, ci staccheremo dalla questione del Covid che ci ha accompagnato per un anno e mezzo intero, ovviamente ritorneremo anche nelle prossime puntate, però intanto io saluto il mio ospite. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, io ho parlato di vari partiti, il primo, che magari la può interessare di più, è la questione di Forza Italia, perché lei ci ha militato per così lungo tempo e la domanda un po' che si stanno chiedendo questi moderati è se è vero che c'è questa implosione da parte di Forza Italia legata anche un po' alle questioni personali di Berlusconi e se questo polo moderato troverà una propria anima o se è destinato a spaccarsi nuovamente in tante mille anime. Ma io credo che tutto quello che sta avvenendo è figlio del governo Draghi e del fallimento che c'è stato del sistema dei partiti italiani al mese di febbraio, quando non erano in grado nessuno di mettere in piedi una vera maggioranza che affrontasse la gravità della situazione sanitaria ed economica del Paese. Da quel momento chiaramente si innescano tutta una serie di meccanismi politici, tenendo conto che il governo Draghi è un governo europeista, atlantista, è un governo che vuole integrarsi con l'Europa da protagonista e non certo da soggetto subalterno. Che ha avuto numerosi appoggi, tranne quello di Fratelli d'Italia, anche da parte di una Lega, insomma, che ha cambiato, possiamo dire, la propria anima, diventando proprio europeista sotto Draghi. Sicuramente, però non è che può cambiare, questa Lega può tenere il piede da una parte o dall'altra, no? Sicuramente, adesso è chiaro che la scelta della Lega, come quella di Fratelli d'Italia, è del tutto legittima, peraltro è anche giusto che ci sia qualcuno all'opposizione, altrimenti saremmo in un sistema totalitario e autoritario. Sì. La Lega ha fatto una scelta, con la spinta soprattutto delle parti più intelligenti e moderate, parlo di Giorgetti, di aderire al governo. Salvini era fino a un certo punto d'accordo su questa scelta. Ebbene, adesso però o fa dei passi ulteriori, abbandona tutto il suo armamentario, prima gli italiani, no l'euro, un certo anti-europeismo, tutta una serie di cose, una gestione di un certo genere dell'immigrazione, e fa una scelta verso l'area moderata a livello europeo, abbandonando la Le Pen e tutti i compagni di strada che ha, oppure chiaramente rischia di trovarsi in mezzo al guado e gli scateneranno tutte le contraddizioni, perché non si può sostenere una tesi e il contrario di tutto. No? È una mossa di Salvini per avere poi magari la propria leadership all'interno del prossimo governo, nel caso in cui Draghi vada a fare il Presidente della Repubblica, secondo lei? Ma sicuramente io penso che Salvini, lo dicono tutti i commentatori, sia preoccupato dall'ascesa, quantomeno nei sondaggi, della Meloni. Ed è chiaro che questa mossa di cercare di federare o di inglobare Forza Italia all'interno della Lega va in questa direzione, cercare di mantenere il primato all'interno della cosiddetta coalizione di centrodestra. Però commette un errore, chiaramente ha una parte di componenti di Forza Italia, soprattutto quelli del Nord, che vogliono assolutamente aderire a questa proposta, anche perché pensano di salvaguardare il proprio posto di parlamentare alle prossime elezioni, e hanno fatto anche credere a Berlusconi che potrebbe essere un papabile candidato Presidente della Repubblica. Cosa che lei non pensa. Cosa che io non credo si realizzerà, anche se per le sue condizioni non è in grado, io penso, oggi di affrontare, ne avrebbe probabilmente, sicuramente le capacità di affrontare una sfida del genere. Però nello stesso tempo all'interno di Forza Italia c'è comunque, anche se molto ridotta in termini numerici elettorali, un'area moderata che non vuol morire salviniana e che invece punta a costruire un altro raggruppamento moderato, più equilibrato, che supporti Draghi non come Presidente della Repubblica probabilmente, ma bensì come
sempre Presidente del Consiglio, perché io credo che l'Italia si salverà solo se Draghi rimane Presidente del Consiglio. Quindi non lo vede Presidente della Repubblica. E quell'area moderata di cui fa parte è quella di Brugnaro Totti? No, ci sono più aree, no, che si muovono, è tutto. Brugnaro ha avviato la sua iniziativa per raccogliere la parte di dissenso che c'è all'interno di Forza Italia, soprattutto come gruppi parlamentari. Sì. Però Brugnaro, che è un uomo che non è sicuramente un uomo intelligente, che pensa di essere il nuovo Berlusconi, punta a dialogare o allargare o costruire un'area molto più ampia. Infatti lui dialoga con Renzi, ha rapporti con Calenda, cioè un'operazione probabilmente pensa molto allargata di costruzione di un'area di equilibrio, di capacità di governo che dia sicurezza al futuro del nostro Sentendo parlare paese. sentito parlare lei in questi momenti, anche mi viene in mente quello che voleva creare un po' all'interno della regione, no? Quest'area moderata di alleanza e contrapposizione con la Lega, no? Lei avrebbe voluto fare questo? Io volevo costituire, io ho sempre sostenuto che la coalizione che ha fatto eleggere Fedriga doveva essere una coalizione plurale, cioè basata su soggetti politici diversi. Da un lato la Lega, con il suo bagaglio sia elettorale che identitario, dall'altro lato la mia tesi era di costituire un raggruppamento il più ampio possibile che un centro, chiamiamolo riformista, ma non importa il nome, insomma ci intendiamo lo stesso, che potesse collaborare, date le condizioni, con la Lega, ma in un rapporto di collaborazione e competizione sui contenuti. Io ho sempre rifiutato che l'annessione o la subordinazione ad altri partiti. Purtroppo questo progetto alcuni hanno preferito andare, io dico col cappello in mano, insomma pensano di essere anche rassicurati sul loro futuro in modo subalterno alla Lega, io questo non lo condivido. Lei parla di quella futura lista del Presidente di cui si parla oggi? Sì, una parte di quella futura lista lì, quest'arca di Noè, dovrebbe in qualche modo dare delle garanzie a questi che hanno fatto delle scelte di subordinazione alla Lega. Perché poi nel bene e nel male, fino quando non si è verificata la rottura sul piano essenzialmente chiaramente politico, c'era una dialettica all'interno della maggioranza. Ogni settimana facevamo riunione in maggioranza. Lei sa, quando hanno fatto l'ultima volta, dopo mesi e mesi, una riunione, da quando non seguo in prima persona io, l'hanno fatta l'altra sera, per discutere di questioni importanti sicuramente. Quella della riforma elettorale? No, hanno parlato dell'azienda di Villa Russiz, nell'ultima riunione di maggioranza, e hanno parlato della questione della trasformazione nella Newco di Autovie Venete. Questi sono stati i due temi, ma di politica non se ne è parlato, tant'è che mi riferiscono fonti che il segretario di Fratelli d'Italia ha detto: ma è possibile che dopo che non c'è più, segue più Saro, le cose, non ci si riunisce più, non ci si confronta più, è tutto un appiattimento, prevale alla fine il pensiero unico. E questo non va bene. I pensieri unici non hanno mai portato bene da nessuna parte. Quindi lei vede un po' di discrepanze dopo questa parola. Immagino che sia stato Rizzetto questo? Sì, parlo di Rizzetto. Ecco, no, faccio nomi e cognomi perché magari lei ha detto segretario dei Fratelli d'Italia, magari non tutti sanno. Lei pensa che ci siano un po' di posizioni divergenti in questo momento all'interno della regione? Di vedute o si è già cominciata un po' la campagna elettorale? Ma io penso questo, no? Come ho detto, tutto il movimento in Italia e tutto sarà in movimento anche nella nostra regione. Che si sia realizzata, ci sia adesso competitività tra Lega e Fratelli d'Italia non vi è dubbio. Si è visto anche da alcune dichiarazioni stampa. L'importante è che emerga però un dibattito, un confronto sui contenuti politici, no? Per esempio, io adesso prima non si poteva fare, però vorrei che venisse letta esattamente la situazione sanitaria del Friuli Venezia Giulia e quello che è successo in questi
anno e mezzo di pandemia, perché sarebbe bene leggere in maniera non acritica come taluno fa, ma critica le ragioni per cui noi, dopo il primo lockdown, siamo diventati la regione tra le più colpite d'Italia, con percentuali di morti che erano rispetto agli abitanti elevatissime. Ho visto i dati ieri dei vaccinati sopra i 60 anni, con 2 vaccini o un vaccino. Siamo penultimi o terzultimi. Ma pare, cioè, sono però queste cose... va detto anche che ci sono state magari meno adesioni in quella fascia d'età, dico tra i 60 e i 69 anni. Almeno da quanto io ne so. Ma le adesioni derivano anche da una incertezza e insicurezza nei messaggi che si mandano, no? Purtroppo. Nel senso che è chiaro che se tu mi fai delle scelte che in funzioni dirigenziali di chi non vuole vaccinarsi, è chiaro che il messaggio comunque aumenta l'incertezza e l'insicurezza di coloro che vogliono vaccinarsi. Sì. Ci sono stati una serie di errori commessi dall'amministrazione che chiaramente ha invogliato questa situazione, per cui c'è richiesta minore di vaccinazioni. Questo è un dramma, perché se noi non raggiungiamo una percentuale elevata da qui a settembre, non vorrei che ci tornasse a riscoppiare. L'immunità di gregge deve essere assolutamente raggiunta entro settembre, certo, perché sennò altrimenti, soprattutto certo, anche con le vaccinazioni dei certo. più piccoli, perché il problema dopo si ripercuote poi nelle scuole e viceversa poi anche nelle famiglie. Saro, un secondo, andiamo in pubblicità e poi torniamo. Bentornati in onda con Screenshot, puntata del mercoledì che inizia così la nostra settimana di approfondimento sui vari temi. Ricominciamo con la politica, ricominciamo con Ferruccio Saro, grazie per essere venuto a trovarci. Parlavamo un po' di politica nazionale, un po' di politica regionale, di sanità, un tema che ha affrontato fino adesso l'ex parlamentare anche di Forza Italia, ma volevamo avere anche una sua visione complessiva. Mi è piaciuto quel discorso che riguardava un po' la Brugnaro, che cercava di mettere insieme, parla sia con Calenda sia con Renzi, quel polo moderato. Lei strizza l'occhio? Ma io penso, al di là di cosa penso io, sono chiaramente uno europeista e sono favorevole che nel nostro paese uno spazio che era fortissimo, un centro riformista, venga rioccupato da forze che abbiano ben chiari obiettivi di salvezza del paese. Quindi qualunque iniziativa che si muova in quell'area, io mi auguro che poi possa avere successo. È chiaro che per avere successo bisogna tener conto anche della legge elettorale, ci vuole il superamento di personalismi, di competitività, deve essere messo in primis il bene del paese di fronte a questa operazione. Se verrà realizzata sarà una cosa molto positiva. Nei sondaggi l'EPD è dato vicino al 20%, ma non rischia troppo di perdersi dietro alcune tematiche come lo Ius Soli, che in questo momento magari può essere sì un tema, ma non magari di questo momento, insomma, così caldo? Ma io sì, sono anche un po' sconcertato vedendo le prese di posizione del nuovo segretario del PD Letta. Uomo sicuramente di cultura, una persona equilibrata, viene dalla sinistra democristiana, ma sono sconcertato perché in questo momento i temi che stanno a cuore dei cittadini del Paese sono la pandemia, i problemi sanitari e la questione economica, non altre. Questo lo sa anche la signora Maria. Lo sa anche la signora Maria, che invece Letta inizi la gestione del suo partito puntando sugli Ussoli, il voto ai sedicenni, inventando la vicenda della tassa di successione, che poi è stata interpretata in termini generali come che avrebbe toccato tutti, oppure andare in giro con le magliette dell'ONG, pur rispettando l'ONG, sono per conto mio delle scelte sbagliate, tant'è che se lei fa la media dei sondaggi fatti da diverse case di sondaggi, chiaramente ha perso del consenso, due punti, e si è fatto scavalcare da Fratelli d'Italia nei sondaggi. Valgono poco perché gli attuali sondaggi... Sappiamo che dopo c'è un 40, passa per cento, 40-42% che è indeciso, non sa per chi votare, e quando ci saranno
le elezioni sarà questo che determina in un modo o nell'altro il risultato elettorale. Però le posizioni assunte, io mi aspettavo anche rispetto a una crisi generale della sinistra in Europa e dei socialisti e socialdemocratici una svolta, no? Anche in quel partito che portasse a maggiore attenzione sui grandi problemi, le disuguaglianze, i problemi dei lavoratori, del lavoro. Invece sono concentrati su temi di diritti civili importanti ma non primari o prioritari in questo momento. E il Movimento 5 Stelle, da una parte Grillo si sente poco parlare, dall'altra parte Casaleggio sbatte la porta in faccia con Rousseau. Cos'è Conte alla fine? Che partito è quello di ecologista, di centro? Dove si posiziona? Una stampella del PD? Un alleato del PD? La prima forza rispetto al PD? Dove si posiziona il Movimento 5 Stelle? Chiaramente la situazione dei 5 Stelle è implosa in questa legislatura. Avendo avuto quel grande successo elettorale, hanno fatto parte di ogni tipo di coalizione, per cui hanno oggi un'area molto governista e un'area ancora piuttosto ribellista all'interno. Da quello che capisco, Conte vuole collocare i 5 Stelle in un'area moderata, sì. E cercare di agganciarlo ad alcune delle famiglie storiche europee. Sembrava in primo momento che si agganciasse ai Verdi, al gruppo dei Verdi a livello europeo. Adesso ha ripreso il dialogo con i socialisti a livello europeo ed è probabile che il gruppo parlamentare europeo aderisca al gruppo socialista europeo. Quindi cambiamenti profondi da ribellisti a governisti e a moderati. Ma lei come lo sottolinea? Come un cambiamento di maturità da parte di un gruppo che ha preso conoscenza che non serve solo aprire le scatolette di tonno? Oppure è la fine di un sogno, magari ci si è resi conto? Ma vede, io sono convinto di questo in Italia. Qui c'è un problema ormai anche di maturità. Purtroppo quello che è avvenuto con il lockdown c'è stato un abbassamento dell'interesse per la politica, sì. Mentre la politica si interessa sempre, piaccia o non piaccia di noi. Il problema è che in Italia si corre ogni elezione dietro a chi crea illusioni o speranze che poi non possono essere realizzate. Se lei pensa, negli ultimi 5 anni, abbiamo avuto il boom di Renzi quasi 41%. Si sta poco a parlare 2%. Si sta poco a passare dalle stelle alle stalle. Poi lei ha visto il boom dei 5 Stelle che oggi vengono dati, se tutto va bene, al 15%, dal 33-34%. Salvini ha preso il 34% delle europee, oggi viene dato, gira e rigira, attorno 22, al 20-22%, dipende dai sondaggi. Cioè, bisognerebbe che scattasse una maturazione, una consapevolezza diversa dei cittadini sui problemi concreti della politica e non si vada di volta in volta sempre a chi crea illusioni, perché poi alla fine prendi delusioni e hai tutto un disastro, un'instabilità nel Paese. Non lo so se questo sarà possibile farlo perché è cambiato il modo di fare politica, c'è un maggior condizionamento più che dei rapporti umani, come funzionava un tempo la politica, dei rapporti attraverso i social e così via. E quindi siamo in una fase, io spero che questa transizione a cui stiamo avvenendo sotto Draghi porti al ritorno a una politica con la P maiuscola, torni a portare il merito come elemento fondamentale. L'uno che vale uno non esiste, ci sono persone che meritano, che studiano, che si impegnano e altre che non lo fanno ed è giusto che venga valorizzato il merito, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Tolto che anche dalle sue parole tutto dipende dallo scacchiere europeo nei prossimi mesi e poi da quello italiano, ma lei Federico lo vede più come ministro oppure prossimo presidente della regione, il bis? Io non so, al di là delle dichiarazioni ufficiali che si fanno adesso, non so quale sarà. Considerato già che si prepara quella all'Arca di Noè che lei ha detto che è la lista del presidente. Io non so quali saranno, cosa farà, perché da un po' di tempo che non parlo per ragioni di natura politica, non di natura personale, perché non condivido larga parte delle scelte fatte negli ultimi mesi o nell'ultimo anno, che ritengo degli errori molto profondi. Non so, e chiaramente l'ambizione di fare il ministro ce l'avrà. Il
problema è capire poi... Anche perché sappiamo, essendo Presidente della Conferenza delle Regioni, una Sì, rampa di lancio gliela darà. la rampa di lancio la dà, poi sa, la Lega ha meccanismi di scelta dei ministri che non sono legati solo a questi aspetti, ma anche ad altri aspetti. Sicuramente, da quello che vedo, è un fedelissimo di Salvini ed esegue alla lettera le indicazioni di Salvini. E bisogna vedere, guardi, io penso che la decisione la prenderà nel 2022, Un anno prima quindi delle elezioni. quando cominceranno a chiarirsi quali saranno gli scenari regionali e se ci sarà un progetto alternativo, competitivo, anche in grado magari di batterlo. Se alla fine magari prende paura di perdere le prossime elezioni, sicuramente andrà via. Come ha agito in questi 4 anni, 3 anni? Guardi, il ragazzo è un ragazzo, sì, gentile, tutto quello che vogliamo, però è un'espressione del nuovo modo di fare politica. Non dico niente di particolare. Un giorno parlando, ero a pranzo con lui, discutevamo di come si fa politica oggi. Io sono convinto che la politica deve risolvere i problemi della gente, del popolo, nei vari settori, e ad avere una visione almeno di medio termine, perché se tu non sei in grado di capire cosa può succedere in futuro per un'area, per l'Italia o per la nostra regione e programmare tutta una scelta in funzione di questo futuro, rischi la decadenza. Lui io sono, gli ho detto, sostenitore appunto di una politica pragmatica che cerchi di garantire sviluppo alla nostra terra. Lui mi risponde, sì va bene, bisogna amministrare benino, però guarda che i voti si prendono alla fine parlando alla testa della gente, suggestionandola, facendogli, alla fine semplifico, facendogli credere che ci può essere un grande futuro su grandi illusioni e così via. Io questa politica non la condivido, per cui qui cosa è successo? È successo che siamo andati dietro solo a input nazionali di Salvini, non c'è stata mai autonomia di gestione. Si pensi, volevano aderire al referendum sul sistema maggioritario totale, decidono di aderire, io ero contrario, poi gli viene bocciato la Corte Costituzionale di Cassazione, per dire che sostanzialmente una scelta dietro l'altra l'ha concluso sbagliata. Io ero contrario a rifare le comunità montane, le avevamo chiuse perché erano un carrozzone, adesso le reinventiamo. E per non sulla sanità... Servirebbero insomma un'altra puntata. Avremmo un'altra puntata. Altri 24 minuti per lei non c'è, ma se qualche detrattore dice che lei tesse, è bravissimo a tessere e poi a distruggere, lei cosa risponde? No, ma ecco, questa è una... hanno cercato di diffondere questa convinzione, ma io, per chi mi conosce bene, io sono innanzitutto un pragmatico, non sono un distruttivo. E anche quando ho governato ai vari livelli, locali, regionali, ho partecipato a maggioranze nazionali, nessuno può dire che io sia un distruttivo. Io mi arrabbio quando vedo che le cose non funzionano bene, quando le aspettative che hai creato in campagna elettorale poi non sono seguite da risultati concreti, positivi per la comunità. Allora il mio dissenso politico poi chiaramente diventa un dissenso anche sul piano delle leadership o delle guide, però... Così è successo anche con la Serracchiani, così è successo con Federica, qualcuno magari può pensarlo, no? Ma sì, ma può pensare, ma vede, io non porterò mai la mia testa al macello, non l'ho fatto neanche in condizioni delicatissime e io ho sempre ragionato con la mia testa e anche gli amici che ho sempre avuto cercano di essere autonomi, indipendenti e liberi, perché solo così si può mettere a posto un paese o una regione. Saro, 20 secondi, veramente, lo chiedo anche alla regia, se non fosse Federica il Presidente della Regione, anche se parliamo di fantapolitica, tra 2 anni si deciderà magari a ridosso, chi vede bene come amministratore? E non posso darle una risposta. Ma esiste secondo lei questa persona? Ma sicuramente. Grazie mille Saro per essere venuto in trasmissione con noi ci vediamo domani sempre con Screenshot, non cambiate canale, ovviamente seguite sempre Telefriuli, grazie, arrivederci.